Signora, posso chiedere perché ha firmato? Perché ho firmato? Perché ho dei bambini che frequentano sia l'asilo che le scuole, perché siamo stufi di questi pesticidi, fanno vigneti in qualsiasi posto, dappertutto. Incluso lo spazio a confine con l'asilo di San Giacomo di Veglia. O almeno lo ipotizzano i genitori, che in via preventiva stanno già raccogliendo le firme per fermare non tanto l'ennesimo vitigno, quanto i trattamenti chimici relativi. Nel giro di qualche mattina abbiamo visto abbattere la siepe che c'era a fianco al nostro asilo, abbiamo visto il terreno che veniva livellato e preparato per una coltura. E tanto è bastato per allarmare decine di famiglie della zona. Il campo, come si vede, pare a tutti gli effetti preparato per l'ennesima piantumazione di barbatelle, anche se al momento cartelli o indicazioni varie non ne abbiamo viste. Di sicuro il livellamento è arrivato sia a confine con l'asilo, ma anche sotto le finestre di diverse abitazioni, alimentando ulteriormente i timori di chi ci vive dentro. Quello che ci preoccupa è che i nostri figli possano avere dei disagi anche riguardanti la loro salute dovuti a questa coltivazione. Forse sarebbe bastato un po' più di dialogo tra vicini, anche se pare che questo appezzamento sia stato acquistato da poco da un'asta. Fatto sta che in mancanza di riferimenti i genitori dell'asilo di San Giacomo intanto raccolgono le firme, pronti a fermare in qualunque modo ciò che potrebbe nuocere ai loro figli. Le consegneremo al sindaco, all'amministrazione comunale, ai proprietari e probabilmente anche all'ULSS. Perché nessuno dei responsabili possa dire io non lo sapevo. Ma al di là del singolo caso, fa specie sentire chi, pur non c'entrando direttamente con l'asilo, questa mattina si è fermata a firmare. Ho firmato perché è ora di smetterla di piantare vigneti dappertutto. Bisogna dare un freno a tutte queste cose. E il bello è che non è che magari avvisano quando fanno i loro lavori, lo fanno anche mentre i bambini sono fuori in ricreazione, perché è stato visto addirittura nei campi sportivi. Ci sono state tante denunce di già e speriamo di arrivare a buon punto. Basta con questi vigneti, non se ne può più. Pianta olivi, no?